Martedì 11 giugno 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluno, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi, ovviamente notizia in primo piano riferita al risultato delle elezioni europee delle amministrative che si sono svolte nelle giornate di sabato e domenica scorsa. Questo è il titolo principale. A nord-est Fratelli d'Italia soppianta la Lega. Le europee ridisegnano la mappa politica a Bruxelles, a Roma e nel Triveneto. Primo riparto dei 15 seggi territoriali, i 5 ciascuno a Fratelli d'Italia e PD, 2 al Carroccio, 1 a Forza Italia, SVP e Verdi e Sinistra. Meloniani mai così forti, già rivendicata la prossima guida della regione, i Dem staccano i 5 Stelle, noi l'alternativa alle destre. L'ondata di polarizzazione che attraversa l'Europa si abbatte anche sul nord-est e genera fenomeni politici opposti e concorrenti. E così per Fratelli d'Italia, che nella circoscrizione arriva a sfiorare il 32%, c'è un PD quasi al 26% con la Lega al 10% e ormai soppiantata dal partito della Premier. Gli approfondimenti da pagina 2 a pagina 20. Ed ecco i risultati ufficiali delle europee 2024, le liste. La percentuale in Italia, nella circoscrizione del nord-est e in Veneto: Fratelli d'Italia, Italia 28,8%, nord-est 31,9%, Veneto 37,6%. Partito Democratico Italia 24,1%, nord-est 25,8%, Veneto 18,9%. Movimento 5 Stelle Italia 10%, circoscrizione nord-est 5,7%, Veneto 4,8%. Forza Italia Noi Moderati PPE 9,6% in Italia, 7% nel nord-est, 8,6% in Veneto. Lega Salvini Premier, in Italia il 9%, nel nord-est il 10,2%, in Veneto il 13,1%. Alleanza Verdi Sinistra 6,7% in Italia, idem per il nord-est e 6,1% per quanto riguarda il Veneto. Stati Uniti d'Europa 3,8% in Italia, 3% nel nord-est e 3,2% in Veneto. Azione Siamo Europei, in Italia il 3,3%, nel nord-est 3,8% e in Veneto 4,1%. Pace Terra Dignità 2,2% in Italia, 2,2% per quanto riguarda il nord-est e il 2% in Veneto. E ancora Libertà 1,2% in Italia, 0,8% nel nord-est, 0,9% in Veneto. Su Tirol Volkspartei 0,5% in Italia, 2,4% nel nord-est, 0,4% in Veneto. Infine Alternativa Popolare 0,4% in Italia, 0,3% nel nord-est e 0,3% in Veneto. Ma i campioni delle preferenze nel nord-est, eccoli: Giorgia Meloni al primo posto con 493.801 voti, seguito da Stefano Bonaccini del PD 389.255, Roberto Vannacci della Lega 142.475, Alessandro Zan del PD 92.650, Alessandra Moretti del PD 82.540, Herbert Dorfman dell'SVP 82.426, Elena Donazzan di Fratelli d'Italia 63.250, Antonio Tajani Forza Italia 61.542, Elisabetta Gualmini del PD 57.060, Stefano Cavedagna di Fratelli d'Italia 55.324. E sempre dalla prima pagina un approfondimento, un richiamo anche riferito al risultato delle comunali in provincia di Belluno. 31 erano i comuni, l'esordiente Levorato sbaraglia De Meneche, questo il primo richiamo che ci porta a Ponte nelle Alpi. Il centro-sinistra perde dopo anni Ponte nelle Alpi. L'approfondimento nell'inserto speciale del Corriere delle Alpi. A sede Quellimana Cristian Roldo e Michele Talo sindaci per la prima volta. E ancora Cibiana e Setteville, la lista civetta fa lo sgambetto, il nuovo comune va a Zonolla. Tutti gli approfondimenti nell'inserto del Corriere delle Alpi. Sempre da Belluno, Domegge scivola e cade in una scarpata, donna di 56 anni purtroppo muore vicino a casa, cade davanti a casa e muore. Lorena Fedona aveva 56 anni e viveva con la sua famiglia a Valesella, frazione di Domegge di Cadore. Secondo una prima ricostruzione dei fatti è inciampata o scivolata perdendo l'equilibrio e cadendo con una scarpata. L'approfondimento di Gigi Sosso lo troveremo a pagina 31. Belluno, nubifragio in città, sottopassi allagati, torrenti al limite e alberi caduti. L'approfondimento di Cristina Contento a pagina 28.
Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ovviamente anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio alla politica. Fratelli d'Italia prende anche Belluno e Feltre, primo partito nei due centri principali della provincia. C'è un effetto De Carlo. Fratelli d'Italia è il primo partito a livello nazionale e così anche in provincia di Belluno, confrontando i dati di questa tornata elettorale con le ultime politiche, ma ancor più con le elezioni europee del 2019, si vede come il partito della premier Giorgia Meloni abbia fatto un grande salto in avanti. Fratelli d'Italia ha conquistato anche le due città numericamente più grandi, ossia Belluno e Feltre. Dai numeri si vede che stiamo crescendo, afferma la coordinatrice provinciale Silvia Calligaro. La sorpresa è accibiana la lista civetta batte Cosetti, richiamo che abbiamo trovato anche nell'edizione del Corriere delle Alpi in prima pagina. Preferenze il Big e poi la Donazzan, la più votata è stata Meloni, poi Bonaccini e Vannacci, ma in provincia ottimo risultato di Donazzan, assessore regionale. Notizia in questo caso che riguarda le europee. Il voto nei comuni, le percentuali dei primi cittadini, in prima pagina troviamo quelli riferiti ad Agordo, Borgo Valbelluna, Limana, Longarone, Ponte nelle Alpi, Santa Giustina, Santo Stefano e Sedico, ma ovviamente all'interno troveremo l'approfondimento anche del Gazzettino di Belluno. Altri richiami dalla prima pagina invece ci portano a una tragedia. Al Pago si lancia nel lago al volante della sua auto, annega nella Baia delle Sirene. L'approfondimento a pagina 25. Se rende il grappa, fatto di cronaca giudiziaria, disabile sfrattato il giudice verso la riammissione a casa Sorriso. L'approfondimento di Scarton a pagina 24. E ancora viabilità, strade presto più sicure, in arrivo 8 milioni in 5 anni. La provincia gestirà circa 1,6 milioni di euro a partire dal prossimo anno e fino a tutto il 2029 per mettere in sicurezza i 700. La rete. L'approfondimento di Di Bona lo troveremo a pagina 24. Addentriamoci quindi all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno, l'analisi del voto. Adesso Fratelli d'Italia sfonda anche nei capiluogo. In provincia è diventato il primo partito sia a Belluno, anche se il PD è vicino, sia a Feltre. Calligaro non si ferma, cercheremo di capire dove migliorare. Questa è la dichiarazione della coordinatrice di Fratelli d'Italia, in questo caso della provincia di Belluno. Siamo presenti sul territorio, favoriti anche dalle misure del governo per la montagna. Questa è la dichiarazione della Calligaro. Altra dichiarazione arriva dal capogruppo della Lega di Belluno, della provincia di Belluno, De Bernardin Lega, soddisfatto per i sindaci di Sedico e Ponte nelle Alpi, in tanti casi ha vinto il cambiamento. Giorgia Meloni la più votata, poi Bonaccini e Vannacci. L'approfondimento che troviamo a pagina 2 è riferito in questo caso invece alle europee e al risultato avvenuto in provincia di Belluno. Buon risultato anche per Donazzan, 2136 consensi, che ha gestito alcune importanti crisi industriali. E a pagina 3 troverete tutti i risultati comune per comune, riferiti in questo caso alle europee, suddivisi per i partiti. Erano 12 le liste che si erano candidate alle europee 2024. Ma adesso invece l'approfondimento per quanto riguarda le comunali, siamo a pagina 4. Incominciamo con Borgo Valbelluna. Cesa fa la storia, Borgo Deola re di preferenze. Primo sindaco del municipio dopo 2 volte a Meli, il voto lo incorona di nuovo e l'assessore uscente è primo in questa tornata per voti ricevuti. Ma la compagine vincente, anche dopo i risultati ufficiali, ha scelto il silenzio. Ed ecco appunto i risultati comunali a Borgo Valbelluna. I candidati erano Dario Del Magro e Stefano Cesa. Dario Del Magro ha ottenuto 3.162 voti, pari al 46,22% con la lista Costruiamo Borgo, e Stefano Cesa ha ottenuto 3.687 preferenze, pari al 53,78% con la sua lista Percorso in Comune. È stato eletto Stefano Cesa con il 53,78%. E troverete anche tutte le preferenze dei singoli consiglieri. Ha ottenuto 11 seggi, l'avversario solo 5, cruciali voti dell'ex comune di Lentiai. Ed ecco appunto il nuovo consiglio con i candidati consiglieri che hanno vinto e quindi rappresenteranno l'amministrazione comunale nei prossimi 5 anni. Abbiamo vinto a Trichiana, il comune è ancora diviso. Questa è la dichiarazione di Dario Del Magro, che resta all'opposizione. La delusione del candidato Dario Del Magro e della sua lista, innegabile un dato, la poca affluenza.
Da Borgo Valbelluna a Sedico, sorpresa a Sedico, il sindaco Eroldo guidava Idee in Comune, ha ottenuto 2078 voti pari al 39,88%, dietro Gioia Sacchete con il 38,64% e l'uscente Stefano Deon con il 21,48%. Il nuovo primo cittadino ora si festeggia, ma mi metterò subito all'opera per conoscere la macchina amministrativa. Ed ecco i risultati, lo avete sentito anche dal titolo. A vincere le comunali nel comune di Sedico è Cristian Roldo con il 39,88%, ha ottenuto 2078 voti, 2013 voti invece quelli raggiunti da Gioia Sacchete con il 38,64%, 1119 quelli di Stefano Deon, sindaco uscente, con il 21,48%. Pronti ad un confronto costruttivo, gli esponenti delle opposizioni danno la loro disponibilità ed ecco in questo caso i componenti del nuovo consiglio che rappresenterà il comune di Sedico per i prossimi 5 anni. Passiamo a Ponte nelle Alpi, sorpresa Levorato, tutti i seggi al centro-destra, risultato storico. La soddisfazione della neosindaca che ieri ha festeggiato con la squadra grazie a tutti coloro che hanno creduto in noi. Questo risultato ad essere eletta sindaca Elena Levorato con il 56,19% pari a 2.309 voti. Roger Demenec con il 43,81% con 1.800 voti sarà alla minoranza. Longarone, Padrin rieletto sindaco e così resterà anche presidente. È un buon risultato, 5 anni fa avevamo ottenuto 1996 voti, quest'anno sono stati invece 2048 pari al 52%. In questo caso era l'unica lista candidata per il comune di Longarone. La prima volta che non avevamo avversari, alcuni elettori hanno ritirato solo la scheda per le europee, questa è la dichiarazione di Padrin. A Chies sia dal Borgo per un altro mandato, anche in questo caso lista unica, il primo cittadino mantenere alto il tenore culturale del territorio. Limana erano 4 gli sfidanti, Limana 70 voti incoronano Talo, la corsa a 4 è stata la più frizzante, a fare la differenza solo poche schede, la sindaca uscente De Zanetta è seconda e con il suo gruppo conquista 2 seggi. Questi risultati, Michele Talo eletto sindaco con il 38,08%, seguito in questo caso da Milena De Zanette con il 32,98%, 957 preferenze, dopodiché abbiamo Marta Piccinotti con il 25,75% con 754 voti e infine Martino Fogliato con il 6,49%, 190 preferenze. De Zanette delusa, in cassa con Fair Play, lasciamo un comune in crescita. Marta Piccinotti è entusiasta dei 754 voti, ora lavoreremo dai banchi della minoranza. Martino Fogliato, consapevoli che non sarebbe stato facile, resta l'amarezza per 2000 non votanti. Santa Giustina, Vigne ci prova, ma Minella domina il duello, il primo cittadino ha ottenuto il 63,43% dei consensi, lo sfidante si è fermato sorprendentemente al 34,57%, appunto 65,43% per l'eletto sindaco e per il confermato sindaco uscente Ivan Minella. Ennio Vigne invece con il 34,57% ha perso con 1.101 preferenze rispetto alle 2.103 della lista di Ivan Minella. A Pedavena Castellazza è pronto a ripartire, in questo caso era presente una unica lista, ringrazio i cittadini per il loro impegno, oggi già al lavoro, non perdiamo tempo. Arsie vince Fauro, siamo una squadra con tanti giovani, l'uscente Luca Strapazzon, auguro buon lavoro, le urne sono sovrane. Pierpaolo Brustolin, verificheremo se rispetterà cittadini e ambiente. Ed ecco il risultato, il 50,30% di preferenze vanno a Ivano Fauro, eletto sindaco, seguito da Luca Strapazzon con il 44,58% pari a 600 voti e al 5,13% di Brustolin con 69 preferenze. Seren, Dario Scopel pronto ad amministrare per un altro quinquennio, questo risultato ha vinto con il 76,23% pari a 901 voti, la sfidante con il 23,77% e 281 preferenze. E adesso Sette Ville, il nuovo comune nato dalla fusione tra Quero Vas e Alano di Piave. Zanolla è il primo cittadino, sindaco uscente del comune di Quero Vas. Alla prima tornata elettorale del nuovo comune, l'ex primo cittadino di Quero Vas ha ottenuto 1.659 voti, pari al 56,72%. Sarò l'espressione di tutti perché il mio intento è sempre stato quello di unire le forze e non di dividere il territorio. Lo avete sentito, 56,72% per Bruno Zanolla, pari a 1.659 voti.
voti, lo sfidante Antonio Mondin ha raggiunto il 49,28% con 1266 voti. Sconfitti, ma usciamo a testa alta. Questa è la dichiarazione dello sfidante Antonio Mondin e ci siamo già incontrati per studiare le strategie. Il più votato della coalizione è stato Omar Rizzotto, che ha ottenuto ben 172 preferenze. Noi ci rivolgiamo soprattutto ai giovani con i quali e per i quali vogliamo operare. Passiamo ad Agordo, fotocopia, questo è il titolo. Chi sale torna a Palazzo Marconi, battuto lo stesso avversario del 2019 con percentuali simili, programma concreto, avanti con i piedi per terra, questa è la sua prima dichiarazione. Ed ecco il risultato, 61,71% per Roberto Chissalé, che ha ottenuto 1286 voti con la sua lista per Agordo. Paolo Selva Moretti ha raggiunto 798 preferenze, pari al 38,29%. Silvia Torben, altri 5 anni a Taiboni, in questo caso la notizia ci porta a Taibon Agordino, c'era una unica lista presentata dalla sindaca uscente Silvia Torben, la giunta comunale verrà rinnovata e sarà confermato solo Franco Soccol. Siamo ancora in Agordino, Danilo De Toni, ancora sindaco di Alleghe, e punta sul turismo locale. Tra le priorità la grande attenzione al lago e alla parte della montagna. In questo caso c'era l'unica lista appunto presentata da Danilo De Toni. Unica lista anche a Vallada Gordina, poker vincente e a Vallada rimane Lucchetta. I voti sono andati a tutto il gruppo e questo significa che l'intera squadra ha lavorato bene. In giunta entrerà chi darà più disponibilità. Andiamo avanti con altre elezioni, sempre nell'Agordino, nell'Alto Agordino, in questo caso siamo a Levinallongo, colpo di scena, Levinallongo ora si cambia, alle urne vince Oscar Nagler, il nuovo sindaco, il nuovo primo cittadino ha ottenuto il 53,74%, mentre l'uscente Leandro Grones si è fermato al 46,26%. Lo avete sentito, 53,74% per il sindaco Oscar Nagler con 402 voti della lista Fodom del Davegny. La lista di Leandro Grones per Fodom ha ottenuto 346 voti, pari al 46,26%. Roccapietore volta pagina, eletto sindaco Valerio Davaré, Alessandro Darman, ex vice sindaco di De Bernardin, opposizione seria. Questo risultato di Valerio Davaré, 66,20%, pari a 423 voti per la sua lista Duc a una, tutti insieme. La lista invece di Alessandro Darman, Esperienza e Futuro, ha raggiunto 216 voti, pari al 33,80%. La Valle Agordina rielegge Zuanella, anche in questo caso unica lista, unione di servizi con altri comuni, battuto il quorum, l'obiettivo è quello di potenziare servizi necessari ai cittadini. E a San Tommaso Moreno De Val ha fatto 4, anche in questo caso era presente la sua lista, l'unica sua lista. Nel nostro programma c'è la realizzazione di alloggi destinati a nuove coppie che decidono di venire ad abitare nel nostro territorio. Continuiamo con pagina 17, l'approfondimento del Gazzettino di Belluno ci porta a Ospitale, in questo caso c'erano 2 liste, premia Roberto Santin, senza gli aere saremo al 60%, Uniti per Ospitale porterà 7 voti in consiglio, 3 da Guardando Avanti, 75% per l'eletto sindaco Roberto Santin, pari a 108 voti, 36 voti invece quelli ottenuti dalla lista di Omar Canzan Guardando Avanti con il 25%. Per Arolo di Cadore il veterano Svaluto Ferro è l'8ª corsa per Arolo, in questo caso era presente la sua unica lista. E continuiamo con San Vito di Cadore, De Bon e i suoi 3.0 riconquistano la piazza. Eletto con l'81%, l'ex commissario provinciale sbaraglia la lista avversaria e punta sui progetti più delicati. Questo è il risultato, 81,85% per Franco De Bon e la sua lista, che ha ottenuto 627 voti. Anna Rosa Martinelli di Bona con la lista Bucaneve ha raggiunto 139 voti, pari al 18,15%. E a Cibiana davvero il colpo di scena, vince la civetta. Il neosindaco: mi aspettavo che i cibianesi riconoscessero il lavoro di Mattia, adesso sarà dura, questa è la sua dichiarazione. Ed ecco appunto il colpo di scena, vediamo Sandro Gerardi eletto con il 55,03% con 104 voti, la lista appunto civetta Cibiana 2 vince contro Mattia Gosetti che ha ottenuto 85 voti, pari al 44,97%.
E siamo a Domegge di Cadore, riconfermato il sindaco uscente Barnabò sui 3 campanili di Domegge. Alle urne un totale di 1173 elettori, metà degli aventi diritto, 43 schede nulle, 61,51%. Questa la vittoria di Achille Barnabò, sindaco uscente, pari a 684 voti. Lo sfidante Lino Paolo Fedon con la lista Impegno Comune ha raggiunto 428 voti, pari al 38,49%. Calalzo, lista unica. Calalzo sostiene Fantone per il dopo De Carlo con ben 762 voti, spunta l'alba sulle vette del logo Calalzo 24 e 29, le idee già chiarissime sugli assessorati, De Menego sarà il vice sindaco. E continuiamo con Danta dei Primati, sindaco under 25, un consiglio in prevalenza rosa, l'unico paese in tutto il Comelico con circa 430 abitanti ad avere 2 sfidanti, ha vinto il più giovane classe 1999 con il 62,54%. La sua lista, la Danta di domani, ha raggiunto 177 voti, lo sfidante Baldessar Chiste si è fermato a 106 voti, pari al 37,46%. Lorenzago conferma D'Ambrosio i suoi, anche in questo caso era presente solo la sua lista, vota oltre il 78% del paese, non un traguardo ma una partenza, questa è la sua prima dichiarazione. Rimaniamo nel Comelico. Santo Stefano, Comis accolto a Santo Stefano, prima azione frana del Cianà. I 7 della Valle per la Valle, Buzzo, Casanova, Fuga, Comis, Daronco, Marta, Pomarè, Pradetto, Battel e Tonon. Anche in questo caso era presente solo la sua lista. E una sola lista era presente anche San Nicolò di Comelico, questo è il titolo, è Ianiese, l'eterno sindaco di San Nicolò, rieletto ancora appunto sindaco, lo storico sindaco uscente di questa comunità del Comelico. Parliamo della comunità di San Nicolò di Comelico. E adesso rimaniamo sempre in Comelico. San Pietro lascia fare a Casanova, poi esige azioni sui trasporti, confermato il primo cittadino uscente, piacevolmente sorpresi dall'afflusso. In questo caso c'era solamente la sua lista, come per Comelico Superiore. Stanuovo è stato rieletto Bramezza preferita, il sindaco si riconferma per un secondo mandato con una squadra di 10 consiglieri, entrano tutti tra le priorità discutere la questione Val Pusteria. Davvero uno speciale dedicato alle elezioni comunali svoltesi nella giornata tra sabato e domenica. I risultati li avete appena saputi. Il Gazzettino delle Alpi continua con pagina 24 con notizie in questo caso riferite all'intero territorio bellunese. Strade in arrivo 8 milioni in 5 anni, 1.600.000 euro dal 2025 stanziati fino al 2029 alla provincia per opere di messa in sicurezza. La soddisfazione della consigliera Calligaro, ora garantito il transito sui nostri 700 chilometri di rete. Feltre, scuola in lutto per la morte di Ibè, la provincia gli intitola la palestra. E continuiamo invece con una tragedia che ha avuto un richiamo sia dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno sia dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. Siamo a Domegge di Cadore, sistema fiori nel vaso, cade e muore. Tragedia domenica pomeriggio in via Alpiduel, Lorena Fedon, 56 anni, trovata senza vita dalla figlia, volo fatale di oltre 2 metri, nessuno ha assistito alla caduta, forse un malore, disposto all'autopsia, vittima molto conosciuta, lascia 2 figlie e il marito. Una sistemata ai fiori tanto amati come chissà quante altre volte aveva fatto si è rivelata fatale per Lorena Fedon, 56enne, che abitava a Valesella in via Piduella a Domegge. Era il tardo pomeriggio di domenica quando la donna si appresta a compiere quell'azione ripetuta ogni giorno, quando con cura controllava il suo angolo verde rappresentato da alcuni vasi di fiori posti su un muretto. Lorena esce dalla propria abitazione e non vi farà più ritorno, anzi saranno gli ultimi istanti di vita della donna, perché all'improvviso, non si sa bene come mai e quali siano le cause della perdita di equilibrio, precipita giù dal muretto da un'altezza di circa 2,5 metri, perdendo la vita probabilmente sul colpo. Uno shock per l'intera comunità cadorina, perché la donna era apprezzata e stimata in paese da tutti quelli che avevano avuto modo di conoscerla. Appena appresa la notizia, la cittadinanza si è subito unita nel dolore e nella vicinanza ai familiari, chiaramente sconvolti e distrutti. Lorena lascia il marito Valerio, le figlie Serena e Letizia di 22 e 26 anni, 2 giovani studentesse che avevano dato tante soddisfazioni alla mamma, oltre a tante persone che le volevano bene. E un'altra tragedia ha colpito l'Alpago, si lancia con la sua auto nel lago, donna annega alla Baia delle Sirene. Quel luccichio metallico appena sotto al pero dell'acqua ha attirato l'attenzione
Intorno alle 10:30 stava camminando un passante lungo la stradina sterrata che dalla Baia delle Sirene costeggia per qualche centinaio di metri la sponda del lago di Santa Croce. Di solito è usata come squero da chi ha un'imbarcazione sul carrello dell'auto e deve farla entrare in acqua. Quel bagliore sembrava il tetto di un'auto sommersa dall'acqua a pochi metri dalla riva, su cui i raggi del sole si riflettevano. L'uomo ha chiamato i soccorsi. In pochi minuti lo slargo a sinistra della piccola baia si è trasformato in una sorta di centrale operativa mobile con molti mezzi dei vigili del fuoco. Borgo Valbelluna, addio all'ex parroco, vicario Don Tomè. E continuiamo con le notizie, in questo caso che troviamo nell'edizione del Corriere delle Alpi, avendo letto lo speciale riferito alle comunali presenti sul Gazzettino di Belluno. Continuiamo con le notizie riferite invece al territorio bellunese. Come sapete, anche il Corriere delle Alpi ha dedicato un inserto specifico alle comunali 2024. Invece noi continuiamo con pagina 26, l'opera per la sicurezza in estate, i lavori per la rotatoria all'aeroporto, progetto bollinato. Notizia in questo caso che ci porta nel capoluogo. Strada passata al comune, ok dalla conferenza dei servizi, da Pian ci lavoriamo da 10 anni, noi siamo pronti. Trasporto a chiamata, avvio con il botto per Trillo, 78 prenotazioni, notizia riferita all'iniziativa della Dolomiti Bus. E continuiamo con pagina 28, maltempo, tronco sul ponte, frane a Viale, un'auto va sott'acqua a Polpet, a Belluno chiusa via Cappellaria Fisterre per le condizioni dell'Ardo, colata verso Bolzano Bellunese, isolata a casa Bertot, conducente si salva. L'emergenza, un turista sorpreso dalla piena del torrente salvato da soccorso alpino, notizia che riguarda sempre il capoluogo bellunese. E continuiamo con le notizie riferite alla provincia. Siamo a Fonzaso, appello agli apicoltori a proteggere le arnie dopo il passaggio dell'orso. Spada e una scheggia nella Carrara Vertical. L'altra notizia riferita al Feltrino, il pompiere bellunese vince la gara a Madrid. Siamo a Sedico con pagina 30, impianti sportivi comunali, rinnovate le convenzioni, assegnati i campi da tennis nel capoluogo EMAS e lo stadio Giovanni XXIII, si sono fatte avanti le associazioni locali già impegnate nell'attività. Gli accordi vanno da 5 a 20 anni permettendo programmi più ampi. Erto e Casso, lampioni spenti alle 4 fino a inizio novembre, l'annuncio del sindaco Fernando Carrara. E continuiamo con pagina 31, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Cade vicino a casa una donna, muore a 56 anni, la vittima Lorena Fedon. Cortina, mercato a Pian d'Alago, il Consiglio approva la minoranza protesta. A Auronzo, liceo linguistico, l'amministrazione lancia l'allarme, è a forte rischio. Il calo degli iscritti sempre più pesante, come comune si è fatto malissimo. Dalla rubrica Cultura e Società, il libro La storia, 4 morti e un anarchico individualista, l'enigma del bombarolo senza mandanti. Paolo Morando e Massimo Pisa ricostruiscono la vicenda del veneziano Bertoli e della strage del 1973 a Milano. Dalla rubrica Giorno e Notte, Castion torna al Campanoto, un pieno di musica, tanti piatti gourmet e birra speciale. Prima uscita con il sigillo di sagra di qualità di Umpli, Fontanelle il presidente, prodotti a chilometro zero e sinergie con il territorio. Sedico Sospirolo suona l'inno alla gioia, note vincenti del concorso Tetracordo. E passiamo allo sport, calcio di promozione, dietro affronto Longarone Alpina, la squadra a rischio iscrizione. Hockey Serie B, il Feltre riparte da Erkt Cassol, rosa competitiva e rinforzo del vivaio. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo in prevalenza nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso e a tratti coperti. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.